Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, torniamo su GP4, e Gigi Hamilton non vince ma fa pole adesso, un po' di pole ce li ha Gigi quest'anno. Raikkonen, Heidfeld, Rosberg, poi via tutti gli altri, noi settimi, Valencia non è proprio una gara favorevole per il Cuba, però vediamo, riportiamo a casa qualche risultato piacevole. Buono, non è prevista pioggia, si gode. Vai raga, si parte. GP Valenciano. Siamo primi nel mondiale, non so come, ma siamo primi. Diciamo che la fortuna è che hanno vinto tantissimi piloti diversi. E io ho azzeccato 2 o 3 gare alla grande. P6. Che la macchina non so il perché la sento meno. Cioè, ho sempre avuto problemi di guidabilità, ma la sento ancora un po' più scorbutica, ma molto più veloce. No. Fourth position, you're in fourth position. Oddio. Crazy Cube, signori. Abbiamo davanti Roberto. Abbiamo il signor Roberto. E si gode ragazzi, e si gode. C'è una tensione senza senso. La sto un po' imparando però Valencia, dai, non sono una pippa atroce. Ma poi magari andiamo a sbattere, per carità del signor. Però dai che Hamilton vuole la prima vittoria. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Andrebbe anche bene che se Raikkonen e rosicchia punti, però se vince Gigi non mi dispiace. Però Fernando come sta dimostrando di avere ancora le balle. Mamma mia. Dai, che possiamo recuperare secondo me. Il passo c'è, raga. Il passo c'è, signori. Chiaro che dopo l'affidabilità della macchina anche quella è importante. Abbiamo Roberto davanti. Non ci credo. Incredibile. Foratura. You've fallen into P7. Pazzesco. You're in P7. You're falling down the. We're down to 9. You've fallen. Sì, qua calma, fioi. You're down into. You're falling down the field. That's P19. Release. Mamma, release. Incredibile. You've moved down into P20 now. Questa è pesante perché torniamo a perdere tanti punti. Dio santo. Un altro problema da Raikkonen.
Vedi, appena detto. So chiaramente ho perso la testa. Vabbè, ciao. Diciamo, voglio finire la gara perché così impariamo bene Valencia, che se non è che una gara che... Cioè, non mi ricordo le stagioni, ma non dura tantissimo. Perché non voglio avere un ritiro, sinceramente. Ah, fanculo, però, dai. Cioè, una foratura così, non è neanche la prima volta. Macchina non affidabile, l'abbiamo appena detto. E purtroppo, si è avverata. Male, 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 Beppe. Male, male, male. Che sfiga, veramente una sfiga di un'atrocità disarmante. Purtroppo nessuno va ai box, quindi è normale che la gara è andata. Raga, alla fine ho finito la gara, almeno, ultimo ovviamente. Raikkonen 54, Fernando Cume 51, Barrichello un po' più indietro, comunque meno 10, anche Button c'è. Brown GP delusione, secondo me, sono a meno 3, ma guardate il paradosso, meno 3 qua la costruttori. 4 vittorie, tutto il resto 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 gare praticamente hanno vinto 102 piloti diversi. Cioè, pazzesco, raga. È una cosa incredibile. Raga, pole position di Raikkonen, che ragazzi, vuole vincere il titolo. C'è poco da fare. Ferrari, incredibile. In un'annata che la Ferrari è partita non male, di più. Adesso sono i favoriti, pazzesco. Barrichello secondo, Button non pervenuto, noi ottavi, Jenson Madonna 14esimo, Gigi 16esimo. Luca Bader ha preso il posto di Massa, infortunato. Dai raga, dopo il ritiro valenziano non da fare punti. Devo arrivare tranquillamente terzo invece. Problemi di affidabilità. Ferrari da disastro a favorita. Con Kimi Raikkonen. Prevista pioggia, forse. Devo buttarmi qua. P7. You have P5, P. Allora Raikkonen come vola. Fourth position. You're in fourth position. No, mamma mia. Che rischio, che rischio. Siamo già quarti però, c'è andata anche bene, dai. Mamma mia, però veramente una macchina scorbutica. I primi tre sono già in fuga, che bello. Guarda Trulli, fai vola, Comunque abbiamo una macchina che non è per... Cioè, è il Fernando Cume che sta overperformando, ma la Renault è una merda. Cioè, è brutto, a me dispiace, Flavio Briatore ci ha messo cuore. Comunque, insomma, ci ha consegnato una vettura un po' così. Noi stiamo lottando per il titolo in una maniera incredibile. Abbiamo 4 vittorie, tutto il resto del mondo una, eppure siamo a meno 3. Tante, cioè 3 ritiri più 2 forse gare con 0 point all'attivo. Le dure. Mo vediamo. Prevista pioggia. Non siamo competitivi però ragazzi. Forse il Magic Moment Renault è già finito. Mamma mia, mamma mia. Fourth position, you're in fourth position. Primo giro difficile, recuperato tanto perché sappiamo che in partenza comunque abbiamo questa fortuna, però c'è una fatica. Però Barrichello è davanti, questo è importante, è vero che anche Barrichello lotta. Ricordiamo ancora il mondiale regalato, ma vabbè, stiamo buoni, ormai. Però Heidfeld in un giro mi ha dato solamente 5 fottutissimi secondi. Non riesco a prendere in pieno, ragazzi. Attenzione, Barrichello fuori, incredibile. Barrichello ha distrutto la monoposto. Però è umida la pista,
Sta forse piovendo leggermente. Mamma mia, che brutto. Heidefeld è primo. Incidente bruttissimo però di Barrichello. Mamma mia, macchina disintegrata. Con questa sconfitta forse il mondiale è andato per lui, perché in questa sconfitta, con questo ritiro più che altro. Però la pista insidiosa. Eccola là. Eccola là. You've dropped into P10. We've dropped down into P12. Ma cosa fa? Ma non ci credo. You've fallen in. Non ci credo. We've moved down to P18. Non ha parola. Il mondiale è andato, ancora zero. Ragazzi, incredibile doppietta BMW. Alla fine è arrivata anche la pioggia, come è stato un ribaltone in classifica. Noi secondo ritiro, 4 ritiri e 2 gare a vuoto, cioè pure siamo a meno 5. Raikkonen per fortuna ha preso solo 2 punti. Ha vinto Heidefeld. C'è un mondiale che non ha senso, ragazzi. Sono tutti in corsa. Cioè, Barrichello comunque ancora in corsa. Cioè, costruttori bellissimi. A parte noi, no, però Ferrari e MotoGP se la giocano. Qua noi 4, tutto il resto 1. Ma che cazzo di mondiale è? Cioè, ma che cazzo di mondiale? Cioè, non so cosa dire. Non so cosa dire. È il mondiale più incredibile della storia dell'umanità. Alla prossima, sicuramente. O la vinciamo noi, o la vince un altro di questi, perché è impossibile. 12 gare, 4 vittorie, 3 pole, 5 podi, 4 ritiri. Siamo in corsa, però, cioè, non so che dire. Bastava 2-3 ritiri in meno. Ero in fuga. Vabbè, siamo a perdere. 4 vittorie, non so primo. Pazzesco. Raga, pensavo di fare un'altra gara, ma proprio non ci sono. Dopo questi 2 ritiri rimaniamo così. Non voglio sprecare questa stagione. La prossima è Monza. Sinceramente voglio portare a casa un buon risultato. Niente, 2 gare, 2 ritiri, poi siamo ancora là. Proprio perché c'è questa cosa qua che è abbastanza incredibile. Fernando Cuba è un pilota unico, ovviamente. Tutto il resto, pazzesco. Raga, sotto il comando veneziano, stagione incredibile. Siamo in corsa nonostante 4 ritiri e 2 gare finite con 0 punti. Ciao!